Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio. Tanta la cronaca, tanti collegamenti con le nostre redazioni e parleremo anche della seconda prova di maturità al via questa mattina. Parleremo ovviamente di cronaca, torneremo a parlare della tragedia avvenuta sul Piave ieri nella tarda serata, dove un 21enne di Prata di Pordenone ha perso la vita dopo essersi tuffato nel fiume, una zona dove purtroppo c'è il divieto di balneazione. Ovviamente l'inchiesta in corso per capire anche come sia potuta accadere questa ennesima tragedia nel Trevigiano. Purtroppo non è la prima persona, non è il primo ragazzo che perde la vita lungo il Piave. Sentiremo anche i primi cittadini proprio delle zone dove è avvenuta la tragedia, che è tra San Biagio e tra Ponte di Piave. Noi sul posto abbiamo il nostro Christian Arvoit, che lo vedo già pronto per raccontarci purtroppo di questa ennesima tragedia. Christian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Siamo a poche decine di metri dal luogo della tragedia. Mi ha raggiunto, la saluto e la ringrazio, anche la sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon. Con il sindaco parleremo a breve. Prima però la cronaca di un pomeriggio tragico qui sul greto del Piave. Sono le 18 di ieri sera quando parte l'allarme. A lanciarlo è una ragazza che parla inizialmente di due ragazzi, di due giovani che non riemergono dal Piave, due giovani che poco prima si erano tuffati. Scatta la mobilitazione di uomini e mezzi, come potete vedere anche dalle immagini sul posto. Arrivano non solo gli operatori del SUEM 118, ma anche i vigili del fuoco, poco dopo anche i carabinieri. I vigili del fuoco sono dotati di nucleo sommozzatori, subito vengono perlustrate le acque del Piave. Il giovane si trova a pochissimi metri sul fondo, a pochi metri dal luogo dove si era tuffato. Alle 18:30, alle 18:40 il recupero del corpo appunto di questo ragazzo 21enne residente a Pasiano di Sotto, in provincia di Pordenone. Si tratta di Denis Navas, 21enne per l'appunto, di origini venezuelane. Nel corso dei minuti, sono stati minuti concitatissimi, si è anche poi circoscritto l'allarme, non c'erano altri dispersi e appunto tutte le forze, tutti gli operatori si sono concentrati su questo ragazzo. Con lui c'era una comitiva di amici, non solo la ragazza che ha lanciato l'allarme, e ad assistere alla scena, ai soccorsi anche diversi bagnanti. Come potete vedere e come sapete, questa è una zona tra San Biagio di Callalta, Fagare della Battaglia e Ponte di Piave particolarmente frequentata. Daniela, però ti farei sentire prima di parlare con il sindaco Pillon, una testimonianza che è stata raccolta sul posto ieri sera da Elena Dal Forno con Nicola Marcato. Questa è la testimonianza. Da quando il ragazzo ci ha detto, che ci ha chiesto se vedevamo qualcuno, se avevamo visto qualcuno uscire, perché appunto c'era stato un ragazzo che si era tuffato e non era più uscito, a quando sono arrivati tutti quanti, elicotteri, carabinieri, vigili del fuoco, saranno passati 20 minuti. Quindi arrivati tutti, abbiamo capito che 20 minuti erano troppi, purtroppo. Hanno chiesto aiuto i ragazzi che facevano il bagno? No, aiuto no, semplicemente appunto avevamo visto uscire dall'acqua, perché si era tuffato e non era più, il suo amico si era tuffato e non era più venuto fuori. Quindi voi l'avevate visto tuffarsi? Non visto tuffarsi, noi non l'abbiamo visto tuffarsi, anche perché non eravamo lì, eravamo un po' distanti, stavamo sopraggiungendo anche noi al luogo per tuffarci anche noi, perché lo fanno tutti. È un bel posto dove tuffarsi, dove divertirsi.
Un posto dove tuffarsi, dove divertirsi, dice questo testimone, perché insomma è innegabile, in tanti si tuffano, in tanti nuotano nel Piave, però c'è un divieto generale di balneazione. Sindaco Pillon, è così, è un divieto che vale anche in questa zona che è molto frequentata? Assolutamente sì, vige il divieto di balneazione in tutti quanti i fiumi, proprio perché non ci sono le condizioni per consentire la balneazione in sicurezza. La balneazione in sicurezza ci può essere al mare, dove ci sono i bagnini, dove ci sono anche eventuali soccorritori, ma qui assolutamente non è possibile. Il fiume Piave ha delle correnti molto forti, si creano anche dei vortici che appunto non lasciano scampo, e quindi ne approfittiamo ancora una volta per lanciare un appello e ribadire di prestare la massima attenzione e ricordare il divieto di balneazione che è vigente. Ecco, con noi c'è anche Rino Lisetto, consigliere comunale, anche memoria storica. Lisetto, lì c'è un vortice, mi spiegava poco fa. Sì, noi lo diciamo un torqueo che ha la funzione di girare, di andare giù e ti butta. Se tu non sai nuotare ti anneghi, perché quando ti senti trasportato da questo torqueo ti muovi. Se invece tu stai fermo, il torqueo ti porta giù e d'altra parte ti butta su. Cioè è questione di breve tempo. Se invece tu dentro ti agiti, te resti là. Ed è quello probabilmente che è successo ieri. C'è un'inchiesta in corso da parte dei carabinieri che non stanno lasciando nulla di intentato, del resto c'è una vittima, un ragazzo di 21 anni. Sono episodi che scioccano, che addolorano, ma che non sono episodi così rari, come ci conferma anche la cronaca degli ultimi giorni guardando a tutta la penisola. Lei, sindaco, ha lanciato un appello, ma le chiedo, un appello forte e chiaro, ma le chiedo sul fronte dei controlli. Prevedete non lo so, polizia locale, state studiando qualcosa da questo punto di vista? Assolutamente sì, la nostra polizia locale è già interessata della problematica e come tutti gli anni ci sarà un progetto estivo che convoglierà maggiori forze proprio in tutto il territorio. Un'attenzione particolare sicuramente al fiume Piave, non solo per quanto riguarda la balneazione ma anche per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, che è un altro dei temi molto sensibili per questo sito. Quindi noi, ribadiamo ancora una volta, ci appelliamo al buonsenso di tutti i cittadini, ma da parte nostra ci sarà anche la massima sorveglianza di quest'area. Grazie Valentina Pillon, sindaco di San Biagio di Callalta, grazie anche a Rino Lisetto, consigliere comunale memoria storica. Come vi dicevo e riconfermo, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di San Biagio di Callalta. Per il momento è tutto da Fagarai della Battaglia con Nicoletta Rizzetto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, grazie anche ai suoi ospiti. Noi continuiamo con la cronaca, rimaniamo nel Trevigiano e parliamo di un altro fatto grave che aveva sconvolto la comunità, che è quello dell'omicidio di via Castelmenardo. Dopo 8 mesi da quel terribile fatto di sangue, la squadra mobile ha identificato l'autore del colpo mortale, sarebbe una 17enne. Un delitto brutale, un'aggressione violenta che ha visto coinvolti 10 ragazzini scagliarsi contro la vittima, Francesco Favaretto, 22 anni. Ora si stanno definendo i ruoli dei responsabili, si sta facendo luce su un fatto di sangue che ha sconvolto la comunità. Sarebbe stata una 17enne italiana di seconda generazione a sferrare il colpo mortale al giovane, ferendolo con una bottiglia di prosecco, e secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe accaduto in una fase successiva, dopo il primo pestaggio e dopo che i ragazzi avevano rubato il cellulare e lo zaino della vittima. Quest'ultima si era rialzata ed è in quel momento che si è scatenato la seconda gravissima aggressione. La 17enne, che è fra i 5 ragazzini fermati nelle ore scorse, lo ha colpito con una bottiglia che si è infranta sul collo del 22enne, provocandogli una grave ferita con shock emorragico, mentre un altro ragazzo maggiorenne lo ha raggiunto con diversi fendenti al fianco. Gli elementi oggi cristallizzati nella nuova ordinanza di custodia cautelare, dove il giudice stesso, quello che aveva inizialmente anche applicato la misura custodiale carceraria al mio assistito, esplicita che il colpo al collo non è appunto del ragazzo da me assistito, è un ulteriore elemento importante. L'avvocato Crea difende il 15enne arrestato poco dopo il delitto ed è l'unico minore finito in carcere. Avevamo già ipotizzato un collocamento in comunità, ritengo che i tempi siano maturi per chiedere una misura diversa
diversa, che è quella della permanenza domiciliare, cioè degli arresti domiciliari per i minori. Questa volta cambia tutto, spiega l'avvocato Mauro Serpico, che difende uno dei maggiorenni che si trova a Santabona. Secondo noi emergeva già molto chiaramente dalla visione del filmato questa realtà che escludeva sostanzialmente una partecipazione all'azione omicidaria da parte del giovane Ozuna, che sarebbe stato interessato solo da una iniziale aggressione finalizzata in tesi accusatoria ad una rapina, ma sicuramente non vedeva coinvolto invece Ozuna nella seconda fase dell'azione criminosa, che ha determinato, è l'unica che ha determinato il decesso del signor Favaretto. Chiederò nei prossimi giorni, termina Serpico, la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari. Nel video le immagini terribili di questa aggressione a scopo di rapina. Volevano rubargli il panetto di hashish che aveva Favaretto, ma lui si è opposto. Poi la situazione è degenerata in un attimo, terminata nel sangue. Tutti i ragazzi coinvolti devono rispondere di omicidio e concorso in omicidio. Per 3 è scattata anche la rapina aggravata. Favaretto è morto dopo 11 giorni di agonia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Chi ha sbagliato deve pagare in modo pesante, dice il sindaco Mario Conte, che rivolge agli inquirenti il suo grazie. I responsabili sono stati individuati. Ringrazio le forze dell'ordine e le istituzioni rispetto a un episodio che avremmo certamente preferito evitare, perché piangiamo la morte di un ragazzo. Oggi però c'è stata un'ulteriore risposta da parte delle istituzioni, cioè i responsabili sono stati individuati, o meglio altri 5 responsabili sono stati individuati, affidati a una comunità. Ricordo che altri 3 sono in stato di arresto. È una magra consolazione, però devo dire che laddove succede qualcosa nella nostra città c'è una risposta pronta da parte delle istituzioni, ed è giusto, chiudendo questo mio ragionamento, che chi sbaglia paga, e deve pagare anche in modo pesante quelle che sono le responsabilità, anche perché di mezzo c'è la vita di un ragazzo ventenne. Parlando sempre di ragazzini, di minori, il questore di Treviso Alessandra Simone ha emesso un provvedimento di ammonimento per bullismo nei confronti di una giovane ragazza di 15 anni responsabile di percosse, ingiurie e minacce ai danni di una compagna di scuola. I fatti in particolare si protraggono da ottobre dello scorso anno, con continue vessazioni e minacce a scuola, anche al di fuori delle mura scolastiche. In un'occasione la vittima aveva subito insulti e spintoni fino ad essere colpita da schiaffi al volto, mentre altri minori riprendevano la scena con il cellulare pubblicandola sui social network. L'ultimo episodio a fine aprile, quando la minore, mentre era a scuola, aveva ricevuto minacce di morte. La giovane vittima ha avuto la forza di raccontare quanto accaduto e la Polizia di Stato si è immediatamente attivata per l'emissione del provvedimento di ammonimento. Ed ora ci spostiamo a Vicenza con il processo FAS. A Vicenza si tratta del processo tra i più importanti in Europa per inquinamento ambientale, la cui sentenza è fissata il 26 giugno. In attesa della sentenza, le mamme No FAS e le varie associazioni ambientaliste annunciano una fiaccolata davanti al Tribunale di Vicenza. Non è la prima iniziativa di questo tipo. A febbraio avevano messo in campo un presidio di 24 ore con tanto di tende davanti al Tribunale. Per noi le ha sentite la nostra Luisa Bertini con Simone Squarcina. Siamo con 2 delle mamme No FAS che hanno seguito passo passo il processo, che si appresta alle battute finali con la sentenza, e annunciano una nuova manifestazione, un nuovo presidio. Quando sarà e di cosa si tratta? Allora, ci sarà una fiaccolata il 20 giugno alle ore 21 davanti al Tribunale di Vicenza. Invitiamo tutti a partecipare, e prima della sentenza, che sarà il 26 giugno. Siamo lì, abbiamo fatto altre iniziative, il 7 e l'8 febbraio abbiamo fatto un presidio davanti al Tribunale per sensibilizzare, perché si mettano la mano sul cuore, e siamo lì. Sono anni che aspettiamo questo momento e vi aspettiamo in tanti. Ecco, iniziative di sensibilizzazione che voi non interromperete neanche dopo la sentenza. Allora io le chiedo 2 cose. 1, che cosa vi aspettate da questa sentenza, e 2, che cosa farete dopo? Allora, ci aspettiamo una sentenza equa. Non la chiedono le mamme No FAS, la chiedono tutti i cittadini.
ci aspettiamo la bonifica, che non deve essere dimenticata, la bonifica del sito Miteni. Chiediamo che inquinare diventi reato e soprattutto noi da Mamme No FAS chiediamo che i FAS vengano messi al bando. È stata inviata da parte di tutte le mamme una lettera ai sindaci delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana, proprio dove viene chiesto questo e lo aspettiamo veramente con il cuore. Ed ora andiamo subito nel veneziano a Fossalta di Piave, dove la campionessa di guida sicura è stata travolta da un'auto pirata. Ce ne parla il nostro Filippo Fois, che vedo già nello schermo. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Vi prendiamo la linea dalla zona industriale di Fossalta di Piave. Alle mie spalle c'è la rotonda nel quale sabato mattina si è verificato questo grave incidente stradale nel quale è rimasta ferita in maniera seria Agnese Favaretto, 44enne di Fossalta di Piave, che vive a Tiene con il compagno. Sabato mattina però si trovava esattamente qui in questa rotonda perché stava andando a visitare i genitori quando è stata travolta da una Mercedes che è arrivata a folle velocità contromano. Da qui l'appello di Agnese Favaretto, che è stato diffuso tramite i social dal letto di ospedale perché si trovi questa persona, la persona che si trovava alla guida della Mercedes, che dopo l'incidente si è allontanata a piedi. Faremo tra poco anche il punto su quelle che sono le indagini dei carabinieri, però intanto ascoltiamo la testimonianza di Agnese Favaretto, che abbiamo raggiunto pochi minuti fa telefonicamente. Agnese, come sta? Sopravvivo alla giornata. Che feriti ha riportato? Allora, 5 costole rotte e ora ho attualmente un drenaggio pneumotoracico da domenica pomeriggio. Che cosa le è successo? Com'è stato l'incidente? Allora, io stavo andando verso casa dei miei, stavo facendo la rotonda che era a 600 metri dai miei e di lì non ricordo nulla, vale a dire che ho un buco nero. Io so che cosa è successo da quello che ho saputo poi, vale a dire che una Mercedes bianca, una classe B, si è schiantata sul mio fianco della mia 147 seconda serie a folle velocità, più di 100 all'ora. E io sono stata sbalzata poi su un palo che ha concluso la corsa e la carambola della mia macchina. Lei ha lanciato un appello? Sì, perché il tipo che mi ha schiantato addosso 15 quintali di macchina è preso e se n'è andato via a gambe all'aria, credendomi morta. Perché io ero riversa su un fianco. Lei quanto tempo dopo ha ripreso conoscenza? Allora, io ho sul cellulare la chiamata che ho fatto a mio padre, 13 minuti dopo lo schianto. E quindi io per 13 minuti ho un nero, non so nulla di che cosa è successo in quei 13 minuti, non so se ho cercato il telefono, non so dov'era. So solo che ho chiamato mio padre, non me lo ricordo questo. Mio padre era già stato avvisato da un'altra persona prima della mia chiamata, proprio pochi secondi prima, e gli diceva: sta tranquillo, Agnese ha fatto un incidente, è viva, ha solo le costole rotte. Io poi l'ho chiamato e gli ho detto, da quanto mi dice mio papà, corri, fai presto. E gli ho detto il posto dove ero. Poi quando è arrivato, lì ho il ricordo di aver parlato con mio padre, lì ho il mio primo momento di nuova vita.
E questa era la testimonianza di Agnese Favaretto. La prognosi, a quanto sappiamo, non è stata ancora sciolta, poteva andare molto peggio, però per quello che riguarda le indagini sono ancora avvolte dal massimo riservo, però sembrerebbe che oramai il cerchio si stia chiudendo attorno al responsabile di questo incidente. Per ora da Fossalta di Piave è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Filippo Fois. Ovviamente torneremo a parlare di questo incidente nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19 con Venezia. Ed ora andiamo a Vicenza. È stato espulso lo straniero che aveva pesantemente minacciato la commerciante di Corso Fogazzaro. Oggi è il mio primo giorno di vita, sono molto felice, sono liberata da questa ossessione. È tornata a vivere Margherita Parolin, commerciante di Corso Fogazzaro, da quando ha saputo che il suo aggressore è stato portato al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonzo per essere definitivamente rimpatriato dopo il provvedimento di espulsione emesso dalla prefettura di Vicenza. Una liberazione per la negoziante che ormai da 18 giorni era precipitata in un incubo. Aveva paura dopo essere stata aggredita dal senza tetto magrebino che aveva distrutto l'allestimento esterno della sua bottega, costringendola a barricarsi dentro al suo negozio. Subito rintracciato per l'immigrato era scattato il Daspo Willy con il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e i locali che si trovano in centro storico, ma come ci aveva raccontato, vederlo passare continuamente tutti i giorni per la commerciante era angosciante. Sta passando a debita distanza e non nascondo che in ogni caso mi provoca un po' di agitazione. Passava a debita distanza, ma passava e questo le creava uno stato di ansia. È quello che ci raccontava Margherita Parolin a poche ore di distanza dall'aggressione subita. Oggi però con l'espulsione per lei è una liberazione. Ieri mattina alle 9:30 il mio orario di apertura, lui passava qui davanti, è arrivata la Polizia di Stato. Come l'hanno visto, l'hanno caricato e l'hanno portato al centro per il rimpatrio. Oggi Margherita Parolin ringrazia prefettura, questura e forze dell'ordine, in particolare la polizia locale, che l'ha assistita con una presenza continua e con passaggi quotidiani. Anche il sindaco Giacomo Possamai sottolinea l'importanza del lavoro intenso e compatto delle istituzioni. Vicenza non è una grande città con fenomeni di delinquenza diffusi, ha una situazione per cui ci sono poche persone che però da sole creano grande disagio, grande degrado anche in alcune occasioni in centro storico e nei quartieri, e quindi l'operazione che stiamo mettendo in campo insieme alla prefettura e alla questura, e cioè di intervenire punto per punto su questi singoli che creano problemi, sta effettivamente funzionando. Ed ora andiamo a Padova, in tribunale, nuova udienza del processo per il femminicidio di Nicoletta Rotaru avvenuto nell'agosto del 2023, parla lo psichiatra. Sono stati due i momenti chiave dell'udienza che si è svolta ieri in tribunale a Padova nell'ambito del processo contro Eric Zorzi, il 42enne di Abano Terme, accusato di aver ucciso la moglie Nicoletta Rotaru simulando il suo suicidio. I fatti sono avvenuti il 2 agosto del 2023 nella loro abitazione di Abano Terme. Lo psichiatra, chiamato come consulente dalla difesa di Zorzi, ha rifiutato di effettuare la perizia sull'uomo in quanto la documentazione presentata era insufficiente e dal colloquio effettuato con il 42enne non sono emersi sintomi e disturbi di qualunque natura. Dunque per lo specialista Zorzi è capace di intendere e di volere, non ci sarebbe alcun vizio nemmeno parziale di mente. Sul banco degli imputati è tornata poi ieri anche la madre del 42enne che, nonostante i rapporti non sempre idilliaci con il figlio testimoniati da alcuni audio registrati dal telefono della vittima, ha difeso Eric Zorzi e lo ha descritto come un padre amorevole, parole in antitesi con quelle ascoltate dagli audio registrati dal telefono di Nicoletta Rotaru, dove si sente la madre definire Eric un demonio e urlare per la paura di essere soffocata, un audio registrato il 4 ottobre del 2022, oppure gli audio seguenti in cui l'uomo insulta le figlie. Rimaniamo sempre a Padova, è stato arrestato dalla polizia un cittadino marocchino, era stato denunciato dalla figlia per maltrattamenti e violenze perché la 18enne voleva vivere all'Occidentale.
Ha compiuto da poco 18 anni ed ha trovato la forza di andare in questura e chiedere aiuto. È nata a Padova e qui va a scuola la giovane di origine marocchina, malmenata e minacciata dal padre e dalla madre, entrambi marocchini, perché lei voleva vivere con la libertà di tutti i suoi amici. Da sempre la ragazza era stata costretta a uscire di casa solo sotto controllo dei genitori e solo per andare a scuola. Non poteva vedere gli amici, solo la famiglia. Alla giovanissima veniva anche imposto il modo di vestire tradizionale e se lei tentava di ribellarsi erano insulti e botte. Il 5 giugno la giovanissima ha detto basta. Si è presentata alla polizia e ha raccontato la sua storia denunciando entrambi i genitori per maltrattamenti. Informata la procura, la diciottenne è stata collocata in una struttura protetta. Il padre però non ha mai smesso di cercarla fino a quando non l'ha trovata per strada con 2 amici. Sceso dall'auto, l'uomo, un 50enne, ha malmenato i 2 amici e preso con la forza la figlia che è stata caricata in macchina. Sono stati 2 ragazzi a chiamare il 113. Dopo una veloce ricerca, la giovanissima è stata rintracciata nella casa di famiglia. Qui per il padre è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di maltrattamenti. Il GIP ha convalidato il suo arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla figlia con l'ausilio del braccialetto elettronico. Nell'auto del 50enne gli agenti hanno sequestrato alcuni coltelli e un piccolo cannocchiale che serviva per controllare gli spostamenti della ragazza. Ed ora andiamo in Friuli Venezia Giulia, colpo da 50.000 euro nell'ennesima truffa ai danni di un'anziana. È successo a Muggia. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato. Un'altra maxi truffa ai danni di un'anziana. Questa volta il bottino è più che eccellente, 50.000 euro in gioielli d'oro. Non si placa il fenomeno che vede la provincia di Trieste nel mirino di bande di criminali che provengono da fuori regione, come già evidenziato dall'operazione dell'Arma dei Carabinieri denominata Fumo del Vesuvio. In questo caso a seguire le indagini è la Polizia di Stato, precisamente il commissariato di Muggia. L'episodio è avvenuto ieri mattina nella località Fontanelle. Sulle indagini vige il massimo riservo, ma secondo quanto appreso un giovane di 30 anni vestito con maglietta bianca e pantaloni scuri si è presentato a casa della vittima designata per riscuotere quanto pattuito. L'uomo infatti, con la complicità di un centralinista, ha aggirato l'anziana con la scusa del falso incidente di un familiare. Per levarlo dai guai sarebbe stato necessario pagare una grossa somma di denaro che poi il trentenne sarebbe passato a riscuotere. E così è stato. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, ma il truffatore aveva già fatto perdere le proprie tracce. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in onda. Siamo tornati nuovamente in studio e continuiamo con la cronaca da Padova. Ospitava 6 stranieri in un appartamento di 100 metri quadri, l'affittacamere abusivo scoperto a Campo San Piero dagli agenti della polizia locale. Pagavano dai 100 ai 250 euro al mese gli stranieri ospitati in modo del tutto abusivo in un appartamento di Campo San Piero da un cittadino marocchino che aveva organizzato 10 posti letto in 100 metri quadrati. A scoprirlo gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese, che durante la perquisizione dei locali hanno identificato 6 stranieri di varie nazionalità, egiziani, marocchini e tunisini. Un'indagine è nata da un controllo notturno in un parco di Santa Giustina in Colle. Lo straniero fermato aveva detto ai vigili che in quel momento era ospitato da un amico nell'appartamento poi controllato. Da qui gli agenti sono risaliti all'immobile. Il proprietario dovrà adesso pagare una multa salata che potrebbe arrivare a 7.000 euro. Ed ora a Venezia, con l'esito della perizia chiesta dalla Procura sull'incidente nautico dello scorso dicembre tra una motonave turistica privata e un vaporetto della linea 1 davanti a Sant'Elena, indica una responsabilità di entrambi i comandanti dei 2 mezzi, pur con gradi e modalità diverse. La motonave privata Osvaldo avrebbe dovuto dare la precedenza al vaporetto della linea 1 con cui poi è entrata in collisione. Comunque l'accertamento tecnico chiesto dal pubblico ministero Andrea Petroni spiega che vi è stata una responsabilità, pur con gradi e modi diversi, per entrambi i comandanti dei 2 natanti, quindi che alla base ci sia un concorso di colpa tra i 2.
ora la palla passa al pubblico ministero, ma questo intanto sostengono i periti che nelle scorse ore hanno concluso il loro lavoro e depositato gli esiti e le conclusioni ufficiali. Sembra decadere anche l'ipotesi di reato più grave, secondo il codice della navigazione, ovvero quella di pericolo di naufragio, mentre resta in piedi quella di lesioni. Si comincia a fare chiarezza sulla collisione in laguna che lo scorso 14 dicembre aveva portato allo scontro tra un motonave privato Osvaldo, per fortuna senza passeggeri a bordo, e un motoscafo della linea 1 CTV davanti a Sant'Elena. 5 le persone che rimasero ferite, tra cui una in modo grave. L'avvocato Augusto Paresi con il collega di studio Davide Vianello Viganò assiste Corrado Ballarin, il comandante della motonave Osvaldo. La consulenza della Procura della Repubblica Veneziana ha concluso per il concorso di colpa dei comandanti delle 2 imbarcazioni coinvolte, anche se con gradi di natura diversa. Quello che ci interessa è che detta consulenza ha poi concluso per la insussistenza di elementi a suffragio del reato di pericolo di naufragio che pertanto dovrebbe decadere. Ovviamente deciderà il pubblico ministero. C'è poi in piedi aperta tutta la questione relativa ad eventuali risarcimenti ai feriti. Dopo le conclusioni di questo accertamento tecnico non ripetibile, per quanto riguarda il reato di lesioni colpose, continueremo ad insistere affinché le compagnie di assicurazione dei mezzi coinvolti svolgano la loro fondamentale funzione sociale, ossia risarciscano i feriti e addivengano ad un equo accordo di natura risarcitoria che ovviamente dovrà contemplare anche l'impegno alla remissione di querela. Le tensioni della guerra in Medio Oriente si ripercuotono a Vicenza. Un presidio di associazioni pacifiste davanti alla prefettura chiede trasparenza sul piano di gestione rischi. Venti di guerra sempre più minacciosi nel Medio Oriente, con Israele che continua gli attacchi contro l'Iran e Teheran che risponde con ondate di missili ipersonici. Una guerra in cui gli Stati Uniti potrebbero essere a breve coinvolti direttamente. Il presidente Trump valuta l'attacco. Nel caso la Repubblica Islamica annuncia già ritorsioni. L'allerta terrorismo a livello Charlie per rischio imminente è scattato frequentemente anche a Vicenza, nelle 3 basi statunitensi attorno alle quali sono stati rafforzati i controlli. Una situazione che preoccupa in particolare il movimento pacifista berico, composto da 36 associazioni, che si è dato appuntamento davanti alla prefettura per sollecitare un incontro per chiedere trasparenza sulla situazione in città. Pensiamo che i cittadini abbiano diritto di sapere come stanno le cose, cosa c'è nelle basi, cosa si sta muovendo e se c'è un piano di sicurezza rivolto a tutta la cittadinanza. È chiaro che al prefetto noi non chiediamo risposte, ma chiediamo di trasmettere immediatamente, in tempi urgenti, questa necessità al governo e alle autorità che sono preposte alla sicurezza dei cittadini. È l'UNESCO che lo chiede a gran voce e noi come cittadini siamo qua per sostenere questa iniziativa. Ci preoccupa molto il fatto che la nostra richiesta che abbiamo presentato al prefetto Romano ancora il 17 gennaio, siamo già a giugno e la risposta all'incontro non è ancora arrivata. Quindi siamo qui per sollecitare il prefetto ad incontrarsi e per informare i cittadini di tutti i pericoli che la città sta correndo. Il piano gestione dei rischi richiesto dall'UNESCO va implementato per i civili e i monumenti, dicono le associazioni, per scongiurare possibili ritorsioni. A preoccupare la movimentazione sempre più frequente tra le basi di convogli militari che trasportano esplosivi, ma non solo. Io abito lungo la Riviera Berica, molto vicino, 2 chilometri da base Fontega e a 7 chilometri dalla base Pluto di Longare. Molto spesso passano convogli come questo, che era un convoglio veramente impressionante perché erano non meno di 10 di questi camion enormi americani carichi di questi container con il segnale di trasporto di armi pericolosi. All'interno delle caserme militari di Vicenza sono partite iniziative antiterrorismo organizzate con informazioni sui social, con esperti eccetera. Allora è una cosa ragionevole quella che viene fatta all'interno delle caserme militari americane. Quello che non è ragionevole dal nostro punto di vista è che queste cose non vengano fatte per noi cittadini italiani.
Ed ora una notizia che arriva da Treviso, un giro di fatture false per lavori mai svolti, 24 aziende coinvolte e 6 persone denunciate. Ci sarebbero anche 2 aziende edili trevigiane, tra cui una vincitrice di gare d'appalto pubbliche tra Veneto e Lombardia per 2,6 milioni di euro, ora segnalate all'Autorità Nazionale Anticorruzione tra le attività coinvolte in una maxi inchiesta condotta dai finanzieri della compagnia di Castelfranco Veneto, che hanno scoperto l'esistenza nella Castellana di 4 società cartiere senza sedi operativi, beni strumentali o dipendenti, inadempienti con il fisco e attive solo per vendere fatture per lavori mai realmente svolti. Analizzando i movimenti bancari delle società, gli investigatori hanno scoperto altre cartiere con sedi nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma. Un'operazione dunque questa della Guardia di Finanza. Ed ora andiamo nel Bassanese perché c'è alta tensione tra i genitori della Pascoli. L'incertezza sulla futura sede della scuola alimenta il nervosismo e l'attesa non aiuta. Sentiamo. La tensione sale, il clima si surriscalda e le fratture anche in seno al gruppo genitori della Pascoli ormai sono consumate. Se l'obiettivo rimane comune, ovvero trovare una nuova sede per la scuola, modi e toni sembrano ormai aver preso pieghe diverse. Da una parte c'è il comitato Pascoli, dall'altra una fetta sempre più numerosa di genitori che non si sente rappresentata da un organismo, il comitato appunto, che non avrebbe mai avuto delega formale sulla questione. Un comitato troppo buonista, dice qualcuno, che non ha saputo fare pressing sull'amministrazione per spingerla a lavorare sulla nuova sede già dalla primavera. Il tempo intanto è passato, la campanella di fine anno scolastico è suonata, ma le decisioni non sono ancora state prese. Le famiglie puntano tutte sull'opzione Istituto Scalabrini, visto che gli spazi delle Canossiane non sarebbero compatibili con l'insegnamento montessoriano applicato alla Pascoli. Ma agli Scalabrini ci sono lavori da fare prima di poter far entrare i bambini. Il comune chiede che i locali siano pronti per l'inizio della scuola e la risposta da parte dei tecnici dovrebbe arrivare entro domani sera, massimo venerdì. Il conto alla rovescia è partito. In merito alla scuola Pascoli chiedo a tutti di abbassare i toni, con la mia amministrazione stiamo cercando la soluzione migliore, stiamo facendo delle valutazioni da un punto di vista tecnico ma anche delle tempistiche per avere gli stabili a disposizione e anche una valutazione dei costi. Puntiamo entro nel giro di qualche giorno di avere tutte le risposte necessarie così da poter dare una risposta definitiva ai genitori. Dunque, seconda prova degli esami di maturità, sentiamo come sta andando. Andiamo a Bassano dove la vedo già pronta la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Ringrazio Giulia che è tra i primissimi maturandi ad aver finito la seconda prova qui, sono più di 400 i ragazzi. Ringrazio anche Riccardo Poletto che è il vicepreside del Liceo Brocchi di Bassano. Allora partirei da Giulia, però, se il vicepreside me lo consente. Lei ha fatto la seconda prova nel Liceo delle Scienze Umane, ci spiega in che cosa consiste, perché se sappiamo, tra l'altro Cicerone che non usciva dal 2009 per la versione del classico allo scientifico come tradizione ormai in matematica, la sua seconda prova in cosa è consistita? In una prima parte nella quale lo scopo era produrre una specie di tema in ambito antropologico e sociologico, e in una seconda parte che era composta da 4 quesiti, bisognava appunto completarne 2, quindi erano a scelta. E ecco questo. Com'è andata secondo lei? Come la giudica quando l'ha vista? Allora, quando l'ho vista c'è stato un attimo di terrore, nel senso che il mio indirizzo, essendo composto da 4 discipline diverse, non sempre durante l'anno, diciamo, si ha il tempo di approfondirle tutte, e infatti quest'anno non avevamo proprio approfondito molto l'antropologia, che è una delle 2 discipline che poi è capitata nei documenti, e per l'appunto quindi all'inizio ho avuto un po' di terrore, però dopo qualche respiro ce l'ho fatta, sono andata avanti. Penso che sia andata bene, anche perché ho consegnato presto, mi sentivo
bella sicura. Ecco, in effetti ci sono 6 ore di tempo a disposizione. Lei ha sentito ovviamente anche i colleghi che stanno seguendo i ragazzi, gli studenti all'interno delle classi. Che tipo di commento c'è stato quando si sono viste le tracce decise dal Ministero quest'anno? Ma sostanzialmente credo che siano state centrate rispetto al percorso di preparazione che hanno fatto gli studenti. Forse allo scientifico, alle scienze applicate, in cui appunto si sapeva che era matematica, è uscita una prova un attimino più difficile di quelle degli anni precedenti. Si è tornati forse a livello di 4-5 anni fa, questo mi dicevano un paio di colleghi, e quindi è un attimino più sfidante, un po' più impegnativa. Sul resto non ci sono state grandi sorprese, anzi ci sono state delle tracce secondo me che danno la possibilità di buoni collegamenti con la contemporaneità e con l'attualità. Ovviamente c'è anche un grande lavoro organizzativo, voi qui avete 9 commissioni che stanno lavorando, come è andata? Tutto sta andando per il verso giusto? Sì, noi abbiamo 17 classi terminali, quindi 16 classi quinte e poi una del quadriennale e abbinate a 2 a 2. Tutto fila liscio, abbiamo avuto qualche piccola sostituzione dovuta a questioni di malattia, piccoli infortuni, ma tutto quanto si è svolto velocemente e ha consentito sul fronte dei ragazzi di avere tutto molto ben pianificato, molto organizzato. Anche l'allocazione delle classi nelle aule è stata studiata per garantire la migliore ventilazione possibile, perché comunque comincia a fare caldo, non tantissimo per la verità, ma cerchiamo anche di mettere a loro agio da questo punto di vista, perché stare seduti molte ore in ambienti caldi potrebbe compromettere la piena efficienza del proprio lavoro. Archiviato gli iscritti, pronta per l'orale? Sì, io penso di sì, anche perché sono dell'idea che dopo 5 anni di studio intenso, arrivati a questo punto, l'orale sia forse come un'interrogazione come un'altra, non lo so. E l'anno prossimo è a settembre? E a settembre spero di riuscire a entrare nell'università che appunto spero di fare. La facoltà o comunque l'indirizzo, il ramo ce l'ho già ben chiaro in testa e quindi sì, adesso vediamo a settembre quando esce la graduatoria. Allora ringrazio Giulia, come vedete ragazzi davvero molto decisi, grazie anche a Riccardo Poletti, in bocca al lupo ovviamente perché qui pensate gli orali partiranno già lunedì, ringrazio anche Renzo Rigon per la collaborazione tecnica, da Bassano la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Chiara, e noi continuiamo a parlare di giovani ma con un progetto che è già attivo da alcuni mesi, poi sfociato in una grande festa a Treviso sabato scorso. Ne parliamo insieme a Marco Provenzale, responsabile del progetto Giovani in Centro. Buongiorno, bentornato, e la nostra Alessandra Granzotto, consulta provinciale di studenti. Buongiorno. Collegata con noi ci dovrebbe essere l'assessore alle politiche giovanili del comune di Treviso, Gloria Sernagiotto. Vediamo se è collegata. Eccola qui, buongiorno. Sandra, in particolare a Marco e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora partiamo giusto con una grande festa. Intanto com'è andata? Ci eravamo lasciati che si stava preparando, ora è stata fatta, com'è andata? È andata molto bene, siamo molto contenti, è stata proprio un'occasione di partecipazione giovanile in città nuova, i ragazzi hanno partecipato in maniera attiva, creativa e anche un po' rumorosa come è giusto che sia da parte dei ragazzi, però abbiamo visto che la città ha risposto bene, hanno apprezzato questa presenza e permettetemi di ringraziare i Volontari Insieme capofila, tutti i partners del progetto, l'amministrazione comunale, l'assessore in particolare, tutti gli uffici che ci hanno aiutato per la logistica e l'ente finanziatore chiaramente l'impresa sociale con i bambini che ha permesso di avere le risorse per fare questa iniziativa. Assessore, quanto è bello sentir parlare finalmente di giovani in senso positivo dopo che purtroppo, dalla cronaca l'abbiamo visto, tanti fatti che vedevano i giovani coinvolti, che vedono giovani ancora coinvolti in reati anche gravi. Finalmente si può parlare di giovani invece in senso positivo. È un auspicio che io ho da molto tempo perché nella mia quotidianità incontro tantissimi bravi ragazzi che purtroppo sono molto meno rumorosi di qualche ragazzo che invece non si comporta bene, e questo evento ha dato proprio l'opportunità di mostrare questi bravi ragazzi, di far vedere che sanno vivere gli spazi anche del centro storico in modo sano, costruttivo e positivo. Come diceva bene Marco Provenzale, anche rumoroso perché fa parte della loro età, della loro genuinità,
però se gli diamo opportunità e li accompagniamo, questi ragazzi sanno sempre sorprenderci in maniera positiva. Progetti come questi sono davvero importanti, coinvolgere i giovani in attività importanti, ricreative, culturali, sportive è fondamentale. Assolutamente sì, tra l'altro in questo caso i ragazzi sono stati resi protagonisti già nella fase di progettazione, quindi pensare di riuscire a creare un evento per i giovani partendo proprio dai giovani credo sia il modo migliore, perché loro tra coetanei parlano lo stesso linguaggio e conoscono le esigenze e gli interessi e le modalità soprattutto di coinvolgere i ragazzi della loro età, per cui l'obiettivo che noi ci siamo prefissati è di continuare in questa direzione. Tra l'altro a luglio avremo proprio una occasione analoga in cui 16 gruppi di ragazzi under 30 porteranno nelle piazze del centro storico il Festival Good Vibes, progettato, creato, ideato da loro, che saranno protagonisti che metteranno in mostra i loro talenti, le loro passioni, per cui 4 e 5 luglio di nuovo i giovani protagonisti in positivo nel centro storico della città di Treviso. E noi stiamo vedendo delle immagini, non so se riusciamo a sentire un pelino di musica, vediamo se riusciamo ad alzare un attimo l'audio per sentirli. Niente, non riusciamo a sentirli, però li vediamo. Com'è andata e quanto bello è? Cosa stiamo vedendo intanto qua? Allora, adesso ci sono state delle live band che hanno suonato, se non sbaglio 4 gruppi, ed è stato veramente un bellissimo momento. Si è vista tutta la comunità messa insieme, anche ragazzi che camminavano per strada si sono potuti unire a noi, e anche degli adulti. È stato molto, molto emozionante, la musica poi unisce sempre. Qual è stato il laboratorio, chiamiamolo così, che più è stato, diciamo, frequentato dai ragazzi? Qual è che è piaciuto di più? Penso breakdance. Breakdance sì, perché era più... Ballo e musica. Sì, lo sport è stato uno dei laboratori più amati e più colpiti dai ragazzi. Sì. E a te invece quello che ti ha più incuriosito? Io sociale, ovviamente, con Unicef, bellissimo. Abbiamo avuto una formazione sul lavoro di bambini, lavoro minorile nei vari paesi, è stato molto emozionante, molto bello. Ti apre anche molto la mente su situazioni che noi non pensiamo ci siano, ma purtroppo sono qui. Quindi anche un momento di riflessione in una bellissima giornata di festa è molto utile. Assessore, le chiedo ancora, sentir parlare una ragazza così giovane, di riflessione, insomma non è facile, non è da tutti, Guardi, Alessandra è una ragazza splendida, ma devo dire che i ragazzi hanno una profondità che sa sempre stupirmi, anzi ormai devo dire non mi stupisco più io, ma mi rendo conto che invece fuori c'è una errata considerazione dei giovani, spesso visti come superficiali, e invece io veramente incontro tutti i giorni storie di ragazzi che si impegnano nella vita della comunità. Basti pensare al Ci sto a fare fatica, che in queste settimane è partito in tantissimi comuni, nel comune di Treviso ma anche in tantissimi comuni della provincia, e noi abbiamo liste d'attesa di ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, di dare il proprio contributo alla comunità, e quindi io invito veramente gli adulti a guardare i giovani con occhi diversi e ad avere anche la voglia di conoscerli, di approfondirli, perché hanno storie meravigliose da raccontare e anche voglia di darsi da fare. L'importante però è che noi gli diamo l'opportunità di farlo, e questo è un impegno che io mi sono assunta, che l'amministrazione comunale di Treviso si è assunta fin dall'inizio di questo mandato, e le occasioni che abbiamo creato hanno sempre visto la partecipazione dei ragazzi. Vuol dire che loro sono disponibili a mettersi in gioco, dobbiamo solo creare le occasioni a loro per farlo. E tra l'altro ben si è visto anche nell'occasione della giornata del 14 di giugno nelle piazze, i laboratori erano veramente molto diversi tra loro e hanno incontrato l'interesse di ragazzi diversi, per cui ci sono quelli attratti dalla street art, quelli attratti dal mondo del sociale, quelli attratti dalla musica, dal ballo. Nell'occasione di Good Vibes 16 gruppi portano cose totalmente diverse tra di loro, ma questo è un arricchimento reciproco, ognuno può contaminare l'altro con le proprie sensibilità e i propri interessi. Marco, questo è stato un progetto innovativo in tutti i sensi.
Sì, ci sono diversi aspetti di innovazione. Beh, anzitutto la durata, no? Perché dobbiamo dire che è stata una giornata intensa, è partita con un pranzo comunitario, a seguire dei workshop e poi la festa finale in piazza, quindi in pratica i ragazzi da mezzogiorno fino a mezzanotte, ecco, potremmo dire, hanno partecipato. Poi l'altro aspetto è quello della diffusione, cioè contemporaneamente in città lo stesso giorno avere così tanti luoghi che sono stati utilizzati, cito i bastioni di San Marco, dove siamo ritrovati per il pranzo, le aule del Canova per fare i workshop, i giardini di Sant'Andrea per fare lo sport, e la stazione delle Corriere, dove il gruppo AMA di San Martino e anche gli operatori WISP della ULSS hanno fatto un'operatività di strada incontrando i ragazzi, e poi la piazza Borsa ovviamente alla fine per la festa finale. Quindi sicuramente questo, la diffusione, come diceva l'assessore, degli argomenti, no? Quindi abbiamo svariato veramente dallo sportivo al sociale all'artistico, e poi anche il fatto delle categorie dei giovani, perché insomma avendo una rete così ampia non hanno partecipato solo studenti delle scuole, ma anche giovani membri di associazione, e anche si sono affacciati, abbiamo iniziato a interagire anche con alcuni ragazzi di questi, insomma, che sono etichettati come membri delle baby gang o ecco, che vediamo in centro girare, e questo è anche importante per noi, no? Offrire occasioni di partecipazione a 360 gradi. E questo è un inizio, però insomma questo progetto si può sviluppare e può andare avanti. Sì, assolutamente. Adesso il progetto tecnicamente si conclude a dicembre, però una cosa che sicuramente potremmo fare a settembre è rinnovare un ciclo di formazione per costituire questo tavolo di coprogettazione adulti minori. Ci sembra una buona pratica che in centro storico ci siano cose di questo tipo. Tra l'altro devo dire che anche gli adulti hanno apprezzato le band giovanili che hanno suonato, hanno anche fatto pezzi classici anche di repertorio italiano o comunque inglese degli anni 70, quindi è stato apprezzato. E poi sicuramente c'è l'idea di fare, magari entro dicembre riusciremo a fare qualcosa di una replica, diciamo sicuramente in maniera più semplice, ecco, deve essere anche sostenibile, perché non è scontato avere le risorse in continuità, però devo dire che qua abbiamo da una parte l'amministrazione, dall'altra il progetto giovani del comune, insomma, che sono dei punti di riferimento con cui sicuramente possiamo continuare a lavorare. Quindi un'altra festa in città, un'altra festa a Treviso. Qualcosa riusciremo a fare, dai, ancora, entro la fine dell'anno ci proviamo. Ti abbiamo visto all'opera, nelle immagini che giravano, abbiamo visto anche i ragazzi, insomma, davvero che erano, insomma, molto impegnati in quello che hanno scelto. C'è stata qualche difficoltà secondo te? Diciamo, posso essere sincera, di no. Siamo stati molto bravi ad organizzarci con gli orari, 8:30 tutti insieme, i gruppi, chi poteva in un orario, chi più in un altro. Ci siamo giocati tutte le varie zone di Treviso, siamo stati veramente bravi, complimenti a tutto il gruppo. Bravi, no, ci siamo impegnati. E questo ha anche fatto capire che ci può essere un dialogo tra gli adulti e i giovani. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, se posso inserirmi. Certo. Uno degli aspetti innovativi di questo progetto è stata la partecipazione anche dei commercianti del centro storico di Treviso al tavolo di coprogettazione, in quanto sono stati individuati anche loro come adulti significativi e come membri attivi della comunità educante, perché possono essere un punto di riferimento per i ragazzi nel momento in cui i ragazzi frequentano il centro. E devo dire che gli insegnanti e i genitori che hanno partecipato lo hanno fatto veramente con grande attivismo, con grande interesse, con grande voglia di mettersi in gioco, in discussione, in questo dialogo con i giovani. Ma anche i commercianti si sono dimostrati interessati e aperti a una partecipazione attiva alla vita della comunità educante. Quindi credo che anche questo aspetto abbia rappresentato una novità che intendiamo portare avanti e perseguire anche per il futuro nel coinvolgimento attivo dei commercianti per quanto riguarda la parte educativa dei ragazzi. Fra l'altro, insomma, sono state toccate anche le piazze e un po' le aree che erano considerate calde, che sono tuttora considerate quelle calde di Treviso, quindi vedere tutti questi lavori, queste iniziative con i giovani, che sono quelli che purtroppo poi vengono additati, è davvero importante. È stato questo proprio anche una scelta voluta, occupare la parte del centro storico, farla occupare dai ragazzi, dimostrando che si possono vivere gli spazi del centro in una maniera sana e positiva e rispettosa degli ambienti e degli altri.
Sentire queste parole insomma fa bene, perché è un lavoro che è stato fatto, dietro c'è un lavoro importante e coinvolgere i giovani a volte non è così semplice, così scontato. No, anche è bello che sono cimentati anche con la coprogettazione, no? E quindi imparare a mettere in pratica quello che pensano, che non è semplice, perché poi è stato bellissimo, no? Quando vedi realizzato quello che programmi, però lavorare in centro storico a Treviso non è semplice, cioè le piazze, le mura sono anche luoghi vincolati, quindi è interessante, come diceva l'assessore, anche imparare a rispettare quello che le autorità pubbliche hanno come procedure, giustamente, e quindi questo è proprio un esempio di partecipazione attiva. Ecco, una domanda che ti vorrei fare prima, dopo farò un'altra domanda anche all'assessore. Perché è partito questo progetto? Qual è stato l'input che vi ha fatto dare il... No, allora tutte le realtà, diciamo, che fanno parte di questo partenariato sono attente alle esigenze educative dei ragazzi, no? Quindi c'era questo tema di fondo. Poi in particolare quando c'è un progetto finanziato di solito si parte sempre da un bisogno, da un'urgenza, e a Treviso, come in altre, devo dire, province italiane, non è l'unica, c'è stato un incremento di questi fenomeni di disagio giovanile, per cui una risposta che si può provare a dare, non è l'unica, però sicuramente quella di provare a offrire, rendere gli spazi del centro, ecco, più adatti, più aperti alla presenza dei ragazzi, è una delle risposte su cui bisogna assolutamente lavorare, quindi ci stiamo provando. E tu ci sarai anche a dicembre, continuerai, perché certo. Sei impegnata, ti vedo molto convinta. Sì, no, è un progetto che ci tengo veramente con tutto il cuore a continuare a partecipare, non solo come rappresentante, ma proprio anche come ragazza, come giovane. E diciamo anche quanti ragazzi hanno partecipato, insomma, sia proprio nell'organizzazione di questo grande progetto, e sia poi, insomma, a livello proprio di numeri, quanti ragazzi hanno partecipato a questo evento. È un centinaio eravamo presenti, una grande fascia, tanto. E non solo di Treviso, un po' di tutte le province? Certo, sì, era aperto a tutti i giovani che volevano partecipare. Assessore, sì. Insomma, è stato davvero un successo questo progetto, e insomma l'appello un po' di tutti è quello che questi progetti importanti ci siano a Treviso, proprio per evitare poi di dover parlare sempre di giovani in senso negativo, ma di poter parlare di loro per quello che sono, perché lo diciamo, un gran numero di giovani sono, insomma, giovani che rispettano le regole, giovani che sanno divertirsi e non solo, insomma, giovani legati a reati. Devo dire che sono la stragrande maggioranza i giovani bravi, solo che sappiamo che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. E io vi ringrazio voi di Antena 3 per aver dato spazio e voce a questo progetto e a questi bravi ragazzi, perché troppo spesso queste cose belle, queste iniziative, queste storie di bravi ragazzi fanno poca notizia, e quindi la difficoltà è anche farle emergere. Il fatto che oggi abbiate voluto dedicare spazio per raccontare questo progetto può aiutarci a invertire il trend e a dare una giusta narrazione ai giovani di oggi. Poi questo non vuol dire che non ci siano delle criticità, ne siamo ben consapevoli, ma dobbiamo lavorare e anche dare opportunità e visibilità ai bravi ragazzi. Detto questo, la continuità verrà garantita certamente dal progetto Giovani, perché ricordo che la cooperativa La S, che gestisce il progetto Giovani Treviso, era partner di questo progetto che è stato gestito come capofila da Volontari Insieme. Marco Provenzale, il project manager, ha fatto un ottimo lavoro di rete tra tutti i partner. La presenza della cooperativa La S ci garantisce di mantenere agganciati questi ragazzi e di continuare su questa scia, anche perché, come vi ho detto, 4-5 luglio saremo di nuovo in piazza e la modalità è la stessa. Il bando Libera Creatività, che esiste nel comune di Treviso da tanti anni, ha proprio la stessa formula, quindi la coprogettazione. I ragazzi devono capire che realizzare un evento nel centro storico comporta un iter burocratico di rispetto delle regole, di rispetto di orari, limiti, che gli aiuta a comprendere cosa vuol dire mettere in piedi eventi di questo tipo e anche per renderli autonomi in un futuro nel fare percorsi di questo tipo. Quindi non soltanto spazio al protagonismo giovanile, ma anche un percorso di accompagnamento che li renda edotti di che cosa vuol dire, di quanto lavoro c'è dietro a uno spettacolo che magari dura 2 ore ma che comporta un lavoro di 1 anno. Quindi io credo che questo sia una modalità educativa che continueremo a portare avanti,
Sicuramente con la rete di partner cercheremo anche altri finanziamenti che possano dare continuità a questa formula e a questo progetto per magari riuscire a portare un Giovani in Centro 2, ma ad ogni modo la continuità cercheremo di garantirla, anzi lo faremo sicuramente con il progetto Giovani, che è ovviamente punto di riferimento per i giovani non soltanto della città di Treviso ma anche dell'Interland, dal momento che le scuole superiori della città di Treviso sono frequentate anche da tantissimi ragazzi fuori comune. Prima di chiudere questo collegamento, se dovessi cambiare qualcosa di quella giornata, cambieresti qualcosa? Ma forse la coincidenza con il concerto dei Pinguini Tattici nucleari la sera e con il Pride, diciamo che sono stati due eventi in contemporanea, ma sicuramente insomma no, era importante fissare questa data perché la Piazza Borsa insomma non è scontato averla disponibile, quindi per questo è stata fatta la scelta. Sicuramente magari una cosa interessante da fare sarebbe collegare questo evento con l'attività delle scuole, magari un giorno feriale, fare i workshop diciamo il pomeriggio, primo pomeriggio all'uscita delle scuole, potrebbe essere un'occasione interessante, ci stiamo pensando. Perfetto, io ringrazio davvero Gloria per essere stato con noi, insomma, e speriamo di averla qua, invece che in collegamento, averla come ospite. Vengo volentieri a trovarvi, mi scuso ma oggi non riuscivo a raggiungervi in presenza e quindi però ci tenevo a esserci. No, è andata benissimo. Grazie davvero. Grazie anche a Marco per essere stato con noi, a Alessandra, speriamo di avervi qua per parlare di un nuovo progetto, per parlare insomma ancora di giovani, perché è davvero bello vederli e li abbiamo visti al lavoro ed è stato bellissimo ed è bello insomma sentir parlare finalmente di giovani in senso positivo. Grazie davvero a voi, grazie all'assessore. Io mi fermo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e parliamo anche di altro. Grazie. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio, vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto, che sono Alessandro Sorio, assessore ai lavori pubblici di Trevignano, buongiorno. Buongiorno a lei. E Claudio Pozzobon, presidente del Palio di Trevignano, buongiorno. Buongiorno. E quindi parliamo di cosa? Del Palio. Palio è arrivato alla 32esima edizione, quindi un palio storico che si chiama Batar Panocce, quindi assessore le chiediamo subito perché questo nome. Il Batar Panocce è diciamo in dialetto lo sgranare la pannocchia. Siccome il nostro palio, il palio che c'è lì a Trevignano, è una cosa storica, abbiamo pensato, anzi hanno pensato a suo tempo, chi lo ha ideato, di mantenere anche nell'intitolazione la forma dialettale, quindi il mantenere questa tradizione anche nel nome e l'intitolazione del palio. Ecco, come si svolgono queste giornate? Perché poi c'è il palio maschile ma c'è anche il palio femminile. Sì, il nostro palio diciamo è un palio a 360 gradi, le giornate molto intense offrono diciamo molte iniziative. Allora partiamo da quella principale che è il palio in sé. Il palio che cos'è? Praticamente è una gara, chiamiamola gara, una sfida tra le varie borgate e poi le varie frazioni in altri giorni, proprio nello sgranare le pannocchie. E come funziona? Funziona che ci sono dei cumuli di pannocchie, le quali devono essere portate dal, diciamo, portacesta, si chiama così, verso il palco. Nel palco troviamo la macchina per sgranare le pannocchie e tutte le altre figure che poi un po' alla volta devono compiere tutti i passaggi al fine di portare il grano dalla pannocchia all'interno del sacco. Ecco, questo diciamo è la gara principale. Gara principale che noi vedremo in due momenti. Domenica questa ci sarà il palio femminile, mentre la domenica successiva, il 29, ci sarà il palio maschile. E questa diciamo è la parte più tradizionale. Non mancano poi altri momenti di convivialità con serate musicali. Vediamo se riusciamo a mettere anche le immagini, certo, così lo possiamo vedere. Ecco, diceva? Ci saranno anche serate musicali con ospiti importanti, una buona cucina, quindi siamo pronti proprio a 360 gradi ad accogliere tutti quanti per vedere sotto tutte le varie sfaccettature il nostro palio. Ecco, perché poi non è proprio così semplice sgranare le pannocchie. No, non è semplice. Bisogna impegnarsi, c'è molta fatica, nel senso che chi porta le pannocchie deve portare le ceste, certo, e quindi pesano.
E poi dobbiamo stare attenti perché sulla macchina c'è quello che gira il manico che fa molta fatica e quello che deve inserire la pannocchia dentro la bocca della macchina deve stare attento perché sì, è difficile. Ecco, e poi le ragazze devono raccogliere la granella per terra, come si suol dire, e sì. Presidente, chi è più bravo tra le donne e gli uomini a fare questo tipo di attività? Dipende. Non si vuole sbilanciare. Tutti e due sono bravi. Par condicio. Sì. Secondo lei, Assessore? Come diceva il Presidente, sono proprio caratteristiche diverse, nel senso che nel raccogliere il grano da terra vediamo che le donne hanno un'agilità incredibile, nel senso una velocità pazzesca. Nella parte un po' più, diciamo, laboriosa a livello di sforzo fisico, magari l'uomo qualcosina. Ma è proprio per questo, le dico anche una caratteristica dei nostri pali, il bello è che durante il palio femminile le donne minano il manico, portano le ceste, buttano dentro le pannocchie e gli uomini raccolgono. Nel palio maschile si invertono, diciamo, i ruoli proprio per dare la possibilità a tutti di provare. Ecco, e lo ricordo, adesso noi stiamo vedendo le immagini. Sì, questa è la sfilata. Quindi c'è anche una sfilata poi? Certo, ogni anno prima del palio maschile c'è nella via che conduce, diciamo, al luogo dove si svolge il palio, c'è una sfilata, la chiamiamo la sfilata storica. Perché? Perché durante la sfilata ogni borgata e ogni frazione può rappresentare un momento storico, un periodo, un'immagine che ci riporta ai tempi dove poi venivano svolte queste attività, lo sgranare le pannocchie. Tra l'altro sono davvero molto belle queste immagini perché è una gara a tutti gli effetti, nel senso c'è la corsa e poi proprio la velocità in questo sgranare la pannocchia. Certo, certo. Una squadra quanto riesce di solito rispetto agli anni scorsi? Guardi, abbiamo il pesatore ufficiale che è il Presidente e lui sicuramente... Ecco. Quanto si riesce a... Vediamo che di solito facciamo 9 minuti di gara, 9 o 10, sì? Dipende anche dal tempo, però arrivano attorno a un quintale 50, un quintale... Dopo dipende dal tipo di pannocchia che c'è. La quantità, se una persona non vede, non crede che ci sia la possibilità di sgranare proprio tutte questo grano in pochissimo tempo, è veramente... E quante squadre si iscrivono solitamente? L'anno scorso quante se ne sono iscritte? No, le squadre sono sempre uguali perché sono le borgate. Sono le borgate, ecco. Il nostro paese è diviso in 6 borgate e ogni borgata fa una squadra per quanto riguarda il palio maschile. Per quanto riguarda il palio femminile invece abbiamo una squadra per paese dei 4 paesi del comune. E sono sempre le stesse persone, più o meno? Sì, qualcuna di nuova, dipende dopo dal paese a paese. L'anno scorso chi ha vinto? L'anno scorso ha vinto la Campania, ha vinto il palio maschile e il Fazè ha vinto il palio femminile. Quest'anno si vedrà. Allora le dico, la cosa bella e un'altra particolarità del palio è vedere i momenti durante la gara, nel senso che c'è, fra virgolette, quel sano campanilismo dove ognuno per la propria borgata, come diceva il Presidente, o per la propria frazione nel palio comunale, vuol dare il massimo per far vedere che la propria parte di territorio fa il meglio. Ecco, questo è una cosa. L'altra cosa bella del palio è che pesati i sacchi e annunciato il vincitore, 10 minuti dopo sono tutti assieme abbracciati che festeggiano, quindi c'è una sana competizione, ma c'è una grossa coesione. Cioè, in questi giorni durante il palio noi vediamo anche come amministrazione proprio il comune, tutti i cittadini, le persone unite per portare avanti questa cosa. Si svolge sì nella frazione di Trevignano, però collaborano assieme anche i ragazzi e le ragazze delle altre frazioni, cioè c'è proprio un'unione, una coesione di tutto quanto il comune. Ecco, e l'appello anche che insomma ad altri cittadini di altri comuni di venire a vedere, perché è davvero una cosa caratteristica questa. Certo, questo è un invito che facciamo, venite sia domenica della gara del palio femminile sia la domenica del 29 la gara maschile. Perché invitiamo la gente a venire a vederlo? Perché noi ci teniamo, sia, ripeto, come ente palio che come amministrazione,
a far vedere ciò che eravamo per poi capire ciò che siamo. Cioè, il fatto dello sgranare pannocchie, di fare questa gara, sembra una cosa vista nei libri di storia. No, neanche 70-80 anni fa questa cosa succedeva, cioè era pane quotidiano. Quindi noi con queste manifestazioni la nostra soddisfazione è quella di far conoscere anche alle generazioni attuali come veniva fatto. Tant'è che se lei ha visto anche nelle immagini, ci sono, lo vediamo adesso nella foto, ci sono moltissimi giovani che adesso iniziano a partecipare sia nella sfilata, che il fatto di gareggiare, partecipano poi aiutando nell'organizzazione. Questa è una cosa, insomma, che piace e dà soddisfazione, quindi invitiamo a vederlo proprio per questo motivo, per ricordare come eravamo e come siamo adesso, proprio in base a ciò che hanno fatto i nostri avi. L'assessore ha detto una cosa importante, ciò che eravamo, cioè è importante che venga visto, venga raccontato, e tramite questo palio, questa grande festa lo si fa. Sì, si vede come che lavori si facevano una volta, cioè serviva per mangiare, in poche parole, per gli animali, il lavoro. E non va dimenticato. No, non va dimenticato tutto quello che facevano. Adesso ci sono i macchinari e non c'è tutta questa fatica. Logicamente una volta non facevano le corse come facciamo noi, però sì, non va dimenticato il lavoro di una volta. Ecco, la cosa che mi ha... Poi vediamo anche tanta gente, fra l'altro, che sta assistendo a questa gara. Ecco, la cosa bella è che partecipano anche i giovani, sì, perché poi sono attività che si facevano un tempo e magari i giovani non sanno, non si ricordano, non hanno mai visto, invece così riescono a capire cosa significava. Sì, diciamo che qui i giovani praticamente riescono a vedere dal vivo ciò che magari hanno visto nelle foto di famiglia, nei libri di storia, in qualche... Ecco, adesso in qualche immagine di Google, diciamo così. Qui riescono ad avere delle foto reali, attuali, diciamo, è questo la cosa bella, insomma, che Quindi, ci piace. Noi ricordiamo intanto gli appuntamenti e come si svolgeranno, in modo che le persone, insomma, che vogliono venire a vedere, perché è una bellissima tradizione che non va dimenticata. Quindi il primo appuntamento quale sarà? Quello di sabato? Allora li annunciamo tutti, visto che siamo qui. Assolutamente. Noi partiamo sabato questo con la presentazione delle squadre e poi avremo anche una serata musicale con ospiti. La domenica ci sarà poi il palio femminile e una serata musicale. Ci saranno 2 giorni di stop e poi da mercoledì prossimo fino a domenica 29 sera festa non stop. Ecco, quindi da mercoledì cosa succederà? C'è una grande festa? Allora, anche lì ormai è una tradizione. Allora, mercoledì di solito ogni sera abbiamo delle serate musicali di vario genere per abbracciare un po' i gusti di tutte quante le persone, e poi durante le serate ci sarà una sera il palio comunale, che è quello che annunciavamo prima, cioè tra le varie frazioni delle 4 frazioni, Trevignano, Falzè, Signoressa e Musano. Poi avremo il Super Palio, che è una cosa ancora un po' più particolare, nel senso che si sfidano, è la Champions League, diciamo, si sfidano i campioni delle borgate con la squadra campione del Palio comunale. E poi domenica, grande evento, il palio, diciamo, maschile con la sfilata. E alla sera, anche lì, serata musicale. Questo, assessore, è una delle iniziative, perché lo diciamo a Trevignano, ce ne sono tante le iniziative per quest'estate. Guardi, a noi amministratori, quando guardiamo il calendario delle manifestazioni che ci propongono tutte le varie associazioni, viene un po' da sorridere, nel senso positivo. Diciamo, cavoli, non c'è una settimana dove non ci sia una manifestazione. E anche come amministrazione noi, diciamo, collaboriamo con tutte le associazioni che ci chiedono aiuto, ma soprattutto poi diamo il nostro appoggio a tutti quegli eventi per i quali chiedono anche il patrocinio, che poi viene concesso. Quindi il Comune in alcune manifestazioni, in tante manifestazioni, ci mette proprio il sigillo, nel senso il patrocinio, quindi è una cosa per la quale ci teniamo. Come le dicevo prima, guardando il calendario, diciamo, ci sono manifestazioni tutto l'anno, ma dal 1° maggio fino ai primi di settembre è un continuo diciamo, appuntamento con varie manifestazioni di vario genere.
organizzato da tutte le associazioni, apro una parentesi, e siamo fortunatissimi ad averne perché sono tante, e ormai le persone che si mettono in gioco per queste cose non è facile trovarne. Noi abbiamo ancora questa fortuna, i nostri cittadini collaborano e si propongono per il bene della comunità, per diciamo festeggiare. E noi la vediamo anche come una cosa positiva, nel senso che in questo periodo dove magari le preoccupazioni possono esserci, perché non c'è periodo dove non ci siano preoccupazioni, questi momenti proprio ti aiutano a staccare, ad andare in un'altra dimensione, a festeggiare, a collaborare e a viverli serenamente tutti assieme, insomma. Io ringrazio l'assessore e per dovere di cronaca ora ci spostiamo, per un momento lasciamo il Palio, ci spostiamo a Treviso, dove vedo in collegamento già il nostro Christian Arboit che ci parla di un fatto, insomma possiamo chiamarlo così, avvenuto nel carcere di Treviso, dove una persona che è accusata di femminicidio ha lanciato un album dal carcere. Christian, buongiorno di nuovo, ancora a te la linea. Buongiorno a te Daniele, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo all'esterno del carcere di Santabona per un episodio che sta creando un'ondata di indignazione a livello nazionale. Un detenuto della sezione minorile che ha lanciato appunto sui social delle canzoni, non si sa quanto consapevolmente, perché delle verifiche sono in corso, si deve capire se il profilo è suo o se è di un amico, come parrebbe a sua volta ex detenuto del carcere minorile di Santabona. In ogni caso è un problema, perché il materiale che viene realizzato all'interno del carcere non può essere diffuso, primo, secondo, non possono essere utilizzati in ogni modo i social. Parliamo di un giovane molto noto alle cronache nazionali, all'epoca dei fatti aveva 17 anni, era il 28 giugno del 2023 quando ammazzò con una ferocia inaudita la povera Michelle Causo, che all'epoca aveva anche lei 17 anni. Quella ragazza venne poi portata cadavere su un carrello della spesa in una discarica, un delitto atroce per il quale questo giovane reo confesso è stato condannato a ben 20 anni di reclusione. Inizialmente era stato ristretto in un carcere laziale, poi ha subito delle violenze e dei pestaggi, da lì il trasferimento a Santabona, dove sarebbe stato coinvolto in delle attività rieducative, ricreative, da lì la canzone, questa serie di canzoni che poi sono state pubblicate, che hanno tra l'altro dei contenuti particolari. Scusa mamma, sono chiuso in bagno e fumo una condanna, e ancora quando piange il colloquio ti do un bacio, a questo dolore non c'è rimedio. Nessuna parola rivolta a Michelle o alla sua famiglia. Canzoni che sono state pubblicate per l'appunto in parte sui social in questo account, ma appunto adesso ci sono delle verifiche in corso da parte del Dipartimento della Giustizia minorile. Come capite, la vicenda è molto delicata. Resta un dato politico e resta l'indignazione che sta pervadendo l'Italia intera, con la famiglia della povera Michelle che chiede di intervenire. Qui con me Christian Schiavon, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso. Una vicenda tutta da ricostruire, ma che pone degli interrogativi seri. Schiavon. Sì, buongiorno a tutti. Mi verrebbe da dire una follia poter sentire cosa è successo. Stiamo parlando di una persona che ha commesso un reato efferato, un omicidio veramente duro. Sta scontando una pena a 20 anni, lascio a chiunque, ad ognuno decidere se è poco o tanto, ma che la sua voce possa uscire dal carcere tramite dei social, tramite l'informatica, tramite un PC, è qualcosa di pazzesco. Tra l'altro non la conosco, quindi non sono parole di retorica, ma il mio pensiero va alla madre della vittima, perché il detenuto parla e chiede scusa a sua madre.
ma santo Dio, è lui che ha commesso un omicidio, e io mi metto nei panni della madre della vittima che si sente cantare e sente magari anche applaudire l'omicida della figlia. Fosse per me, io lo dico tranquillamente, io adesso vorrei andare a fondo, chiederò anch'io nei limiti di quello che mi è concesso, e voglio capire come da un carcere possa uscire un'informazione online. A me poco interessa che sia l'omicida o un suo collega di cella o del carcere. Io andrei anche oltre, io oscurerei non solo i cellulari e tutto il mondo online di chi è in carcere, perché chi sconta una pena, almeno questo consentitemi, io non gli dico di zappare la terra, anche se sarebbe bene che i detenuti imparassero un lavoro e sudassero per redimere la propria pena. Però, santo Dio, gelo nel sentire certe cose. Dico, lo stavo dicendo poco fa, io oscurerei chiunque predica la violenza, i trapper o video di gente che insulta la nazione, insulta il buon vivere, insulta la civiltà del nostro paese. Non solo chi è in carcere. No, io guardate, chi fa video con mitra o chi inneggia a droghe o a furti o a bella vita, io oscurerei in default, fosse per me. Grazie Cristian Schiavon, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Ti posso dire, Daniela, che la famiglia sta valutando un esposto, sembra probabilissima la presentazione, se fosse accertato che il detenuto sta usando un cellulare con accesso illimitato ai social sarebbe molto grave, non penso possa dirsi uno scopo educativo, dice il legale della famiglia, che ricorda che già in passato il soggetto era stato segnalato per un utilizzo sospetto dei social, che avrebbe anche contattato delle amiche della povera Michelle. Insomma, un quadro tutto da ricostruire, un caso che sta diventando di ora in ora nazionale. Per il momento da Santabona è tutto, con Nicoletta Rizzetto. Daniela, ti restituisco nuovamente la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit. Ovviamente questo è un argomento di cui torneremo a parlare anche nel corso del telegiornale e che sicuramente solleverà, e come sta già sollevando, non poche polemiche. Noi però lasciamo la cronaca per terminare questa nostra prima edizione, parlando invece di una cosa tradizionale, una grande festa, che è quella del palio. Assessore, purtroppo sentire queste storie non fa bene. Certamente non fa bene, e l'avevo preannunciato prima, ho detto che purtroppo questi fatti sono all'ordine del giorno, è una cosa incredibile, sembra quasi impossibile, però purtroppo ci sono, quindi dobbiamo accettarli nel senso che dobbiamo viverli e cercare di far di tutto affinché questo non avvenga. E tornando al nostro discorso di prima, proprio per abbandonare questa triste notizia, è il fatto delle associazioni, il fatto di queste manifestazioni, il fatto di collaborare tra cittadini, il fatto di partecipare a queste cose sicuramente aiutano a non arrivare ad un punto dove nessuno vorrebbe arrivare, diciamo. L'importanza proprio di queste feste è quello di unire anche, non solo non dimenticare le tradizioni e il passato, ma anche unire tutta la collettività. Certo, sì, come dicevamo prima, guardi, unire la collettività di fronte a un palio, a un bar panocce, di fronte a un bicchiere di birra, ascoltando della buona musica, l'unire e il collaborare, ripeto, riunire e parlarsi, perché il fatto di avere un dialogo con qualcuno, che ormai è sempre più difficile, perché è più facile che ci siano gruppi WhatsApp che in questo momento stanno funzionando piuttosto che persone che si stanno parlando dal vivo. Certo. Quindi portare ritrovare, la convivialità e l'unione tra persone e non attraverso la tecnologia e basta. Presidente, siamo alla fine. Un appello ai cittadini che vengono a vedere questo palio bellissimo, tradizionale, che racconta la storia di tutti noi. Mi raccomando, venite in tanti e venite a divertirvi. L'appuntamento per ultimo è sabato questo. Sabato questo iniziamo, allora
ripetiamo per chi magari non ci avesse sentito prima, da sabato questo fino a domenica 29, esclusi il lunedì e il martedì. Gli altri serate siamo lì sempre. Importante, domenica il palio femminile, domenica 22, e domenica 29 il palio maschile con, diciamo, la sfilata storica prima, che lo precede. E poi la grande festa a Trevignano. Beh, certo. Ecco. Io ringrazio davvero l'assessore per essere stato con noi, ringrazio anche il presidente del palio. Grazie. L'invito è quello di andare davvero a vedere questo palio perché racconta la nostra storia, ma non solo, poi è davvero un momento conviviale, un momento di allegria. Grazie all'assessore, grazie anche ai registi Italo Morao e Alberto Pivetta che ci hanno seguito fin qua. L'appuntamento per la prossima edizione è domani, stessa ora. Grazie a tutti e arrivederci.